Ed infine, come annunciato, grandi novità in questo 2023 per il Fondo Integrativo Sanitario dedicato al mondo dell'artigianato Sani in Veneto. Nuove tutele, nuovi percorsi di assistenza e nuove collaborazioni. Queste in sintesi le novità di Sani in Veneto, Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane. Se nel 2017 infatti Sani in Veneto ha introdotto le tutele volontarie dando le possibilità di adesione al fondo ai familiari dei dipendenti, da gennaio 2023 è stata innovata la modalità di adesione introducendo anche per le tutele volontarie Sani in famiglia e Sani in azienda un'adesione simile a quella del lavoratore. Per Sani in Veneto oggi si apre, possiamo dire, un nuovo capitolo. Il fondo, che aveva già delle prestazioni importanti e una storia per i propri lavoratori dipendenti di tutti i settori dell'artigianato veneto, oggi va a migliorare le tutele volontarie. Sani in famiglia e Sani in azienda, che esistevano da tempo, oggi hanno una nuova modalità di adesione fidelizzata, di sistema, e questo permette al fondo di aumentare le prestazioni e è una taratura che la persona può scegliere secondo le proprie preferenze. Il fondo ha potuto quindi, grazie a questa adesione, aumentare le prestazioni, ha raddoppiato le prestazioni previste per le lenti, ha raddoppiato quelle previste per la fisioterapia, come anche le protesi, tutte prestazioni utilissime per chi lavora, come l'artigiano, e ne ha introdotte altre, cito tra le altre le vaccinazioni. Un fondo di assistenza che si rivolge a un vero e proprio esercito di artigiani e alle loro famiglie. Una comunità, ricordo, di 500.000 di persone che gravitano nel territorio della regione Veneto e sono trasversali perché sono il mondo artigiano che è variegato, quindi un territorio vivo che mette a disposizione questa risorsa, queste ricchezze e che vengono in parte, con una quota molto minima, vengono gestite per la sanità integrativa. Alla presentazione hanno preso parte anche i rappresentanti delle 6 parti sociali costituenti, Confartigianato Imprese, CNA, Casa Artigiani, CGIL, CIS e UIL del Veneto, a conferma della volontà condivisa di dare risposte concrete e immediate alle esigenze espresse dagli iscritti al fondo. In 10 anni abbiamo fatto tanta strada, non vogliamo sostituirci al pubblico, ma integrare per quanto riguarda le prestazioni che privato deve avere. Avanzata inoltre a livello sperimentale per il momento con l'ULSS Berica e presto anche con l'ULSS Padovana l'integrazione con il servizio sanitario pubblico. Questa sperimentazione che è in corso darà sicuramente, a mio parere, risultati positivi che potranno essere estesi a tutto il territorio, integrando quindi la sanità pubblica, che sappiamo bene, pur essendo valida nel Veneto, ha in questo momento grossi problemi per le liste di attesa, per i costi e per tutte le cose a tutti noti. Questo elemento di integrazione sicuramente aiuterà il privato, nel senso di cittadino utilizzatore dei servizi, ad avere un servizio migliore anche da parte del pubblico.